Allora Laura, si poteva immaginare un finale migliore di questo in uno stadio così meraviglioso, con il passaggio di onore da parte di entrambe le squadre davanti a 500 persone di pubblico. Che emozione è stata? Guarda, sinceramente non me l'aspettavo, è stata un'emozione veramente grande e veramente non so cosa dire, perché mi ha colpito molto il fatto comunque che ci fossero entrambe le squadre, poi in una cornice così col pubblico e tutte persone con cui avevo giocato, e amiche e familiari, e quindi no, è stato veramente molto bello e è il giusto, coronamento di una carriera lunga, diciamo. Beh, lunga e che comunque ti regala sempre emozioni. Hai avuto quasi difficoltà questa notte a dormire sapendo che era la tua ultima partita in questo contesto, quindi come l'hai vissuta proprio questa giornata, oltre all'omaggio che ti è stato fatto? Sì, è stata una giornata molto lunga perché la partita effettivamente era alle 18:30. Questa notte, dico la verità, non ho dormito benissimo. Continuavo a svegliarmi e a pensare alla partita, al fatto che fosse l'ultima, al fatto che fosse l'ultima volta che avrei preparato la borsa, che avrei mangiato le cose che mangiamo pre-partita. E quindi insomma è stata una giornata abbastanza intensa di emozioni, un po' pesantina. Poi il viaggio fino a Trieste, il caldo della partita e tutte le emozioni che si ripercorrevano anche durante la partita, diciamo. E poi insomma quando siamo entrati in campo il caldo ha fatto da padrone, è stata una partita molto difficile, anche l'altra squadra ha giocato molto bene. E dico che insomma col caldo non è stato facile, però in una cornice così certe cose passano in secondo piano, diciamo. E adesso invece che capitolo si apre nella tua vita? Perché dopo questa carriera così densa di risultati, tante stagioni in Serie A, una Coppa Italia, le partite in Champions League, adesso invece che succede d'ora in poi? Adesso vedremo. Allora, nel breve farò gli esami per il corso UEFA B di allenatore e poi vedremo cosa mi si prospetterà per il futuro. Non ho ancora deciso, vedremo anche insieme alla società, in base ai progetti e in base alle proposte che ci saranno. Quindi spero che comunque la mia vita scorrerà ancora fra i campi da calcio, comunque magari dall'altra parte, non direttamente dentro in campo, ma dall'altra parte. Allora Monica, ultima partita, ma noi vogliamo invece pensare che sia semplicemente la fine di un'altra grande stagione. Quale emozione è aver giocato in uno stadio così bello, così grande e con il pubblico? Beh, all'inizio è stato sconvolgente, non sapevo dove guardare, questo stadio è grandissimo. Dopo ho guardato alla mia sinistra, ho visto Curva Furlan, mi sono sentita a casa e ho giocato meglio. In generale è stata una partita contro una squadra molto fisica, si sapeva, loro molto veloci in ripartenza. In generale vi siete difese molto bene, poi nel secondo tempo c'è stato quel doppio episodio, il gol e il palo, però una partita sicuramente dove l'equilibrio l'ha fatta da padrone. Sì, il primo tempo siamo partiti malissimo, abbiamo sofferto, abbiamo tenuto duro e abbiamo avuto anche una mezza occasione. Il secondo tempo più o meno uguale, loro hanno dato un po' di più e per questo è venuto fuori il gol. Qual è il tuo pensiero per riassumere un'annata così particolare? Si ripartiva da zero, con un gruppo giovane, con alcune senatrici come te, come Karin, come Laura, Tom. Insomma, è stato un anno difficile, complicato, l'obiettivo però è stato raggiunto e questa è la soddisfazione più grande, oltre al fatto di aver giocato a Ferrara e a Trieste in questi stadi. Sì, è stata una bella sfida, la stagione è stata lunga, abbiamo avuto delle belle sorprese come la partita di Inter, abbiamo avuto altri episodi brutti e in tutto questo abbiamo avuto la fortuna di giocare in due stadi molto belli, quindi direi che è stata una stagione lunga, sorprendente e la fine positiva. Allora siamo qui con mister Massimo Zoni e il direttore sportivo Matteo Fattorel, coppia siamese in questa situazione. Che emozione è stata oggi? Ve lo faccio dire a entrambi perché insomma giocare in un campo del genere col pubblico festante credo sia stato un brivido per tutti, ma anche per voi insomma come tecnico e dirigente. Beh, tanta roba, anche perché mi pare di capire che era la prima volta del calcio femminile al Rocco qui a Trieste, quindi tanta roba, se lo meritavano le ragazze, sia le nostre che quelle della Triestina. È un premio per una stagione bella fatta da entrambe le società, da entrambe le squadre. Matteo, invece tu cosa pensi? Sì, è stato veramente molto molto bello, come ha detto il mister, in primis se lo meritava la Triestina che sta venendo fuori veramente molto bene come società e poi noi comunque con tutta la storia che abbiamo, molto bello.
Ecco, mister, è stata un'annata davvero ricca di sfumature, perché sei partito con un gruppo giovane che è cresciuto, che ha collezionato risultati, si è tolto soddisfazioni, ha raggiunto l'obiettivo con grande anticipo. Insomma, tutto il resto è, penso, una grande gioia, un misto di sensazioni in questo momento. È una grande gioia per la stagione fatta. Avevamo una squadra molto giovane, con poche ragazze esperte. È stato bello, è stato impegnativo, è stato molto, molto lunga. La stagione è stata lunga perché siamo partiti appena dopo Ferragosto dello scorso anno, poi non si è giocato inizialmente, ma noi ci siamo sempre allenati e quindi la stagione alla fine è molto lunga, molto faticosa, molto impegnativa. Faccio i complimenti a tutte le ragazze e faccio i complimenti alla squadra, si è sempre impegnata, sono cresciute nel tempo, sono diventate gruppo, sono diventate squadra e lo si è visto anche e soprattutto nelle difficoltà. Oggi obiettivamente nella partita di oggi abbiamo sofferto un po' troppo, è sempre facile ricordare le varie assenze, gli infortuni e oggi ci siamo goduti l'ultima partita della stagione in questo impianto spettacolare. Ringraziamo ancora la Triestina che ci hanno dato la possibilità di giocare qui e abbiamo perso purtroppo, però abbiamo cercato di giocare la partita fino alla fine. Loro hanno vinto meritatamente, ci sta. Qual è il tuo pensiero invece, Matteo, sia per questa giornata ma anche per questa stagione? Beh, per questa partita insomma abbiamo fatto una discreta partita, calcolando che purtroppo è un mese che abbiamo fuori parecchi elementi e stanno giocando sempre le stesse e giustamente prendono anche minutaggio e iniziano a crescere anche le più giovani e le meno esperte. Sono soddisfatto. La stagione sono molto soddisfatto perché comunque il gruppo era molto giovane, avevamo poche persone di esperienza. Quelle poche tipo Tommasi hanno saltato la maggior parte della stagione e di conseguenza con le giovani che avevamo abbiamo fatto veramente una bella stagione e sono molto soddisfatto del lavoro di tutti quanti davvero. Ecco, so che ci tenevi, mister, a fare un pensiero, credo, per chiudere questa stagione. Sì, volevo solo ringraziare intanto la famiglia Fattorell, la società, per avermi dato la possibilità di allenare nel calcio femminile. Io sono 2 anni che sono qui con loro, ho fatto l'anno scorso la squadra primavera, quest'anno sono stato portato in prima squadra. Volevo comunicare ufficialmente che io concludo la mia avventura nel calcio femminile a Vittorio Veneto per una scelta mia personale che mi dispiace, mi piange il cuore. Sono arrivato a prendere questa decisione perché credo sia il meglio per me. Auguro e augurerò sempre al Vittorio Veneto, alla Permac Vittorio Veneto femminile, il meglio e ringrazierò sempre la famiglia Fattorell, Matteo in maniera particolare, per avermi dato l'opportunità e la possibilità mi scende la lacrimuccia adesso, di allenare nel calcio femminile. Ringrazio Paolo, Stefano, che tutti i nostri collaboratori, Alex, Roberto Bolzan, sono sempre stati disponibili, Cristian Bigaran, sono sempre stati disponibili, mi hanno aiutato tantissimo e penso di aver ricevuto molto di più di quanto ho dato a questo gruppo e ne sarò sempre fiero e orgoglioso. Matte, che dire? Sì, con il mister ne avevamo parlato e niente, la scelta è sua personale, ci sta perché è stato un percorso comunque di 2 anni complicato sotto tanti punti di vista, però io posso solo che ringraziarlo come l'ho ringraziato in settimana, in tutti questi mesi, perché davvero a livello umano ha portato tantissimo e poi anche in campo comunque con la squadra i risultati si sono visti tra lo scorso anno con la primavera e quest'anno con la prima squadra, quindi posso solo che ringraziarlo. Faccio un ultimo complimento al nostro staff medico perché veramente quest'anno ci hanno permesso, ci hanno consentito di giocare delle partite quando veramente facevamo fatica ad arrivare in 11 causa infortuni, causa qualche piccolo problema e veramente vanno ringraziati perché hanno rimesso in sesto le ragazze anche quando sembrava fosse impossibile si riuscisse a metterle in campo. Quindi grazie ancora a Piai, a Beppe
a Aldo, a tutti quelli che hanno collaborato, allo staff medico, al dottor Vascellari, che ci hanno sempre permesso di poter disputare le partite senza mai saltare una partita.